Con il Trapani l'Akragas non avrà il difensore danese squalificato per somma di ammonizioni. Anche il Trapani dovrà fare a meno di Marras, anche lui squalificato. Per quanto riguarda i biancoazzurri, però, è inutile parlare di gara facile o difficile. L'Akragas purtroppo è nella fase di trapasso con una agonia che rende doloroso un percorso iniziato male che rischia di finire peggio. La retrocessione sembra ormai un dato certo, mentre la città mortificata rischia di non avere l'anno prossimo neppure una squadra nella serie inferiore. Il calcio ad Agrigento insomma rischia di scomparire e sarebbe la più grande presa in giro nella storia che riguarda il club biancoazzurro. Anche gli iraniani sembrano un salvagente sgonfiato. A 7 gare dalla fine qualcuno in casa Akragas starà tirando magari un sospiro di sollievo, visto che ogni partita riapre le ferite e non si è capaci di usare tamponi sufficienti a lenire il dolore. Con la salvezza conquistata lo scorso anno sembrava che i tifosi dovessero finalmente godere momenti straordinari. Sono arrivati invece amarezze, mortificazioni e schiaffi dolorosi. Una presa in giro per la gente di Agrigento che non meritava certo un simile trattamento. Un giornale sportivo nazionale, dopo l'uscita dai mondiali dell'Italia, ha scritto «Tutti fuori». Riesce difficile scegliere un titolo per raccontare la triste vicenda dell'Akragas.